terminata con il risultato di 6-6, questa sfida bellissima tra 3M Calcio a 5 e Cus Palermo. Siamo qui con Antonio Colò, uno dei protagonisti. Antonio, hai fatto 3 gol. Come giudichi la tua prestazione, anche chiaramente in relazione al risultato? Più che la mia prestazione singola, vorrei fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buonissima partita. Peccato per il risultato perché da 5-0 a 5-5 ci siamo un pochettino addormentati, però andiamo avanti, ci teniamo stretti questo punto contro una grande squadra e pensiamo già alla prossima partita. Un inizio di campionato che vede al momento la formazione delle 3M Calcio a 5 con 4 punti in classifica. Ti aspettavi un inizio così tanto importante? Me l'aspettavo sì, però non ci montiamo troppo la testa perché il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Poi prima arriva meglio è. Dopo la salvezza vediamo cosa ne esce. Ma cosa è successo quindi nel secondo tempo? Un primo tempo pressoché perfetto, poi un piccolo blackout. Sì, c'è da fare i complimenti anche al CUS perché il CUS non è una squadra che inizia a giocare adesso nella C1. Noi iniziamo a giocare adesso nella C1 e quindi contro una squadra del genere te lo puoi aspettare. Dovevamo stare più attenti in fase difensiva e tenere il risultato, però oggi non è andato. Hai fatto già 5 gol in campionato. Qual è il tuo obiettivo personale? L'obiettivo personale almeno la doppia cifra. Adesso invece pensiamo e parliamo soprattutto della prossima partita contro la PGS Vigor San Cataldo il 30 settembre, Coppa Sicilia. Vediamo in allenamento il mister come ci prepara. Noi ascoltiamo molto il mister, anche questa partita è stata preparata insieme a lui, con le sue idee, è andata bene, ci affidiamo a lui.